l'autonomia o regionalismo differenziato in qualche modo è un'occasione, uno strumento per cercare di recuperare terreno perso. Quindi noi abbiamo fatto dei ragionamenti, delle simulazioni su quello che potrebbe essere l'autonomia regionale, quindi il procedimento attualmente in corso, con le informazioni disponibili, perché ricordiamo è la prima volta che accade, le informazioni ci sono e non ci sono, abbiamo cercato comunque di mettere nero su bianco alcune stime perché può essere utile al contributo. È emerso che queste tre regioni in qualche modo riceverebbero risorse circa 11 miliardi di euro. In realtà per competenze e per approccio ci sono due strade. Lombardia e Veneto hanno intrapreso un approccio diverso con maggiori richieste dal punto di vista finanziario e in qualche modo vorrebbero sostituirsi nelle materie definite allo Stato. L'Emilia Romagna invece ha una richiesta finanziaria più bassa e ha un approccio diverso perché in questo caso vorrebbe consolidare le risorse che già riceve dallo Stato, quindi essere sicura delle risorse anno dopo anno, in modo tale da affrontare una programmazione più efficiente. CNA Emilia Romagna dalla prima ora aderisce al patto per il lavoro della nostra regione, ovvero il confronto continuo che si svolge tra l'istituzione regionale e gli enti pubblici della nostra regione, le associazioni di categoria, i rappresentanti dei lavoratori e delle università. Nell'ambito del patto per il lavoro, nell'agosto del 2017, per la prima volta siamo stati convocati dal Presidente Bonaccini, abbiamo affrontato il tema dell'autonomia condivisa, l'abbiamo affrontata anche all'interno dei nostri organi dirigenti, decidendo anche in questo caso di confrontarci con la Regione e di dare il nostro assenso perché questo percorso proseguisse. La CNA Emilia Romagna all'inizio del nostro mandato, quindi 2 anni dopo l'inizio del percorso del patto per il lavoro, con un nuovo gruppo dirigente, con la mia presidenza, ha rilanciato il patto del lavoro con un nostro patto, un nostro proprio patto, il patto per la competitività. Anche nel nostro patto per la competitività, grazie al quale facciamo lobby condivisa tra i territori, su tutti i territori, attraverso tutte le CNA dell'Emilia Romagna, anche in questo caso abbiamo deciso di sostenere il percorso dell'autonomia. Devo dire tutti i soggetti coinvolti nel patto per il lavoro della nostra regione, compresa la CNA Emilia Romagna, hanno chiarito da subito che questo percorso andava bene per un discorso di efficientamento, andava bene soprattutto, è quello che più ci interessa, per un discorso di programmazione che interessa sicuramente a chi deve amministrarci, ma interessa anche le nostre imprese sapere quando si possono fare gli investimenti, quando si possono fare i lavori della nostra regione e non vivere giorno per giorno. Però, dicevo, i paletti irrinunciabili per noi, devo dire per tutta l'Emilia Romagna, sono stati il non mettere mai in discussione in questo percorso l'unità nazionale, mai, e mai far mancare da parte della nostra regione la sussidiarietà verso le regioni più in difficoltà. L'idea generale è che un maggiore decentramento della spesa della tassazione è una cosa che va bene, nel senso rende più vicini la spesa ai cittadini e rende più vicine le risorse per finanziare quella spesa, cioè le tasse, appunto alla spesa stessa. Questo però deve avvenire tenendo conto che comunque siamo uno Stato nazionale, quindi rimangono dei vincoli in termini di cose che devono essere fatte al centro e soprattutto mi preoccupa la legge di bilancio per il 2020 perché lì non so come si fa a far quadrare i conti, sono decisi degli aumenti di spesa, si è fatto finta di trovare come fonte di finanziamento l'aumento dell'IVA, però tutti dicono non ci sarà, allora bisogna vedere come gli aumenti di spesa che sono già stati decisi per il prossimo anno, l'effetto pieno di quota 100, reddito di cittadinanza, un po' di altre cose, come verranno finanziati. Io continuo a insistere sulla necessità di ridurre la burocrazia in Italia, che è una cosa che rende estremamente difficile fare attività di impresa in Italia, la giustizia civile che non funziona, che è lenta, il livello della tassazione che è alto, però bisogna trovare fonti di finanziamento, tra cui cercare di ridurre l'evasione fiscale che continua a essere un problema fondamentale per l'economia italiana.